Ci terrei a dire alcune cose circa questa legge. Ebbene, vorrei partire dall'ultima inaugurazione dell'anno giudiziario, quando il Presidente della Corte d'Appello di Trieste ricordava come questa regione si possa definire in ogni modo, in tutti i casi, a rischio di infiltrazioni della malavita. Questo noi lo sosteniamo ormai da 2 anni e mezzo, l'avevamo detto già più volte anche in quest'Aula, abbiamo avuto modo di ribadirlo con molti comunicati stampa. Purtroppo le notizie di cronaca confermano quanto da noi sostenuto anche solo con la relazione che abbiamo proposto con il deposito della nostra PDL. Quello che è successo anche dopo, noi queste cose le scrivevamo nel novembre 2015 e successivamente abbiamo sempre avuto, purtroppo, conferma da quelle che sono le varie indagini che hanno riguardato anche il Friuli Venezia Giulia, i titoli ovviamente anche dei giornali che tutti quanti abbiamo letto, anche in prima pagina, dove si parla sempre di ombra di mafia, ombra di 'ndrangheta, ombra di camorra, ma che ovviamente quando si citano queste criminalità organizzate lo si fa perché a seguito o di qualche arresto o di qualche bene confiscato o di qualche sequestro che riguarda ormai anche la nostra regione. Ebbene, se il Presidente Drigani ha voluto porre l'attenzione di nuovo su questi temi è perché il tema esiste. Noi ovviamente diciamo sempre questa proposta di legge non può andare a sostituire quelle che sono le competenze di chi i fenomeni mafiosi deve combatterli e li combatte ogni giorno, ma può essere e deve essere un valido strumento di prevenzione. Chi sostiene che la mafia non esiste nella nostra regione o a chi sostiene che questa non esista, noi abbiamo sempre risposto: vi vogliamo dare ragione, facciamo in modo che non esisti neanche in futuro. E per fare questo ci vuole comunque una forte azione di contrasto e prevenzione. Quella prevenzione che, come lo stesso Presidente Drigani ricordava pochi mesi fa, viene già garantito da quello che è l'aspetto culturale anche della nostra regione. Lui ha chiamato un argine perché la nostra popolazione ovviamente non è incline a farsi infiltrare da queste criminalità organizzate. Questo è vero, ma è pur vero che in una situazione di crisi come quella che ormai stiamo vivendo da una decina d'anni a questa parte, ci sono molte persone e molte attività produttive che queste cose le vivono quotidianamente ormai, ed è appunto nostro interesse di dare loro un sostegno, fargli sapere che lo Stato e la Regione sono dalla loro parte, sono dalla parte della legalità, e noi vogliamo farlo una volta di più anche con l'approvazione di questa legge. Io ricordo che pochi giorni dopo il deposito della nostra norma nel novembre 2015 fu il procuratore distrettuale Mastelloni a dire sì alla legge antimafia regionale, e dicendo che sono iniziative da accogliere, ma la politica si ispiri alla direzione investigativa antimafia. Ebbene, anche in quel caso noi avevamo già depositato il nostro testo. Pochi mesi dopo, la Direzione Nazionale Antimafia, nella sua relazione annuale che presenta al Governo, ricordava come per ottenere, diciamo così, una nuova sensibilità delle istituzioni locali della Regione Emilia-Romagna ci fu proprio l'aiuto di una legge regionale, la 3 del 2011, che ormai ha 6 anni,
e che appunto aveva l'obiettivo di contenere le infiltrazioni della criminalità organizzata attraverso la diffusione della cultura della legalità, utilizzando gli strumenti di prevenzione di cui la Regione, nell'ambito delle sue competenze, può avvalersi. Questo diceva ormai un anno fa la Direzione Nazionale Antimafia, è quello che ovviamente anche noi abbiamo sempre sostenuto. Il problema ovviamente, come detto, esiste, è un problema importante e noi crediamo che comunque con questa legge, se ovviamente non riusciamo a eradicarlo, così come faremo con qualcos'altro in questi giorni, sicuramente potremo tentare di dire ci abbiamo provato quantomeno a prevenirlo una volta per tutte. Noi arriviamo 19esimi nella classifica che ci vede spesso in competizione con altre regioni circa la velocità con cui si approvano dei testi di legge. In questo caso arriviamo 19esimi su 20 regioni che ci sono in Italia. E ovviamente questo perché magari i fenomeni non sono così gravi come in altri territori, perché non sono per fortuna neanche così violenti e quindi manifesti come in altri territori, però è un dato di fatto che anche questi 6 anni di gap con la regione Emilia-Romagna ci sono e è bene colmarli quanto prima. Io chiudo dicendo che volevo ringraziare tutte le associazioni, tutte le organizzazioni che sono intervenute anche in fase di audizione, sostenendo in qualche modo l'approvazione di questa legge, un sostegno che poi, come giustamente ricordava il relatore Zecchinon, c'è stato anche da tutta la quinta commissione che ha approvato all'unanimità questo testo e nessuno, almeno che mi risulti, ha detto un testo del genere non serve, è inutile e non va approvato. Tutti quanti hanno detto l'incontrario e tutti quanti semmai avrebbero voluto maggiori funzioni, maggiori poteri, anche maggiori strumenti a quello che sarà l'Osservatorio regionale dell'antimafia per poter prevenire e contrastare anche questi fenomeni. Ecco, con questi ringraziamenti io ho chiuso. Grazie Presidente.